24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Elezioni comunali nei capoluoghi veneti di Belluno e Verona. Nella città scaligera Flavio Tosi è stato un uragano. Per lui rielezione al primo turno con oltre il 57%, col centro-sinistra di Michele Bertucco al secondo posto con il 22%. A Belluno vanno invece al ballottaggio il centro-sinistra di Claudia Bettiol all'incirca il 27% e le civiche di Jacopo Massaro più o meno al 24%, mentre i dati in terza serata davano in rimonta dopo i primi dati in caduta con il 21% e il sindaco uscente Antonio Prade del PDL. Erano complessivamente oltre 9 milioni e mezzo gli elettori chiamati ad esprimersi per rinnovare i sindaci e i consigli comunali. Il 2012 sarà un anno terribilis, forse più dei precedenti. È quanto emerso in occasione della 10ª giornata dell'economia organizzata dalla Camera di Commercio di Belluno. Negli ultimi 10 anni, nel bellunese, si sono perse quasi 1000 aziende, colpita soprattutto la piccola impresa, soprattutto nell'artigianato e nel manifatturiero. Alla fine del 2011, tra i 69 comuni della provincia, 37 hanno visto calare la propria dotazione imprenditoriale, che invece è rimasta invariata in altri 6 casi e leggermente aumentata nei residui 26. Maggiormente in difficoltà i comuni montani minori in Comelico, Cadore e Agordino. A valle i riscontri sono stati contraddittori, favorendo da un lato Belluno, Feltre e Ponte nelle Alpi e penalizzando dall'altro comuni di peso come Longarone, Sedico, Trichiana, Mel e Santa Giustina. Più che di una nuova pista di atterraggio e decollo, in un futuro non meglio definito, il Marco Polo dovrebbe fare sistema con gli altri aeroporti esistenti in Veneto e Friuli. Dovrebbe adeguare l'aerostazione e le aree di parcheggio per gli aerei che già oggi sono insufficienti a realizzare nuovi spazi per i servizi al personale e agli utenti dello scalo veneziano. A ribadire che la costruzione di una nuova pista aeroportuale a Tessera non è una priorità è la Filt CGIL Veneta. Le priorità, sostiene l'organizzazione sindacale, sono altre, come la necessità urgente di adeguare gli spazi dell'aerostazione e delle rampe, che già oggi sono insufficienti a gestire in modo ottimale il flusso di passeggeri e aerei, senza contare i servizi per il personale, come mensa e spogliatoi, che ancora non esistono. L'assessore al turismo della provincia di Verona, Ruggero Pozzani, ha reso noti i dati relativi ai flussi turistici dei primi 3 mesi del 2012. I dati sono positivi per tutte le zone, con una particolare crescita degli arrivi in Lessinia. Per quanto riguarda i numeri della movimentazione turistica complessiva nell'intera provincia di Verona, vanno segnalate più di 822.000 presenze e più di 360.000 arrivi. Per quanto riguarda invece le provenienze, il 40,25% è rappresentato da turisti stranieri, tra cui spiccano quelli di area tedesca. Seguono poi i turisti arrivati dall'America e quelli dalla Russia. Tra i turisti italiani, che rappresentano il rimanente 59,75% dell'intero flusso, spiccano le provenienze dalla Lombardia. Infine, un dato in controtendenza rispetto agli anni scorsi è quello relativo al flusso turistico della Lessinia, con più di 28.000 presenze e 9.500 arrivi. Con l'accusa di aver rubato i risparmi di un anziano fingendosi un assistente sociale e l'altra un medico, 2 donne di un campo nomadi di Padova sono state arrestate per furto aggravato dai carabinieri. Il fatto risale al 9 febbraio scorso, quando le 2 nomadi si sarebbero presentate a casa di un 83enne a Verona, dicendo di far parte del personale sanitario dell'ULSS 21. L'anziano le aveva fatte entrare e dopo averlo distratto, le 2 nomadi sono riuscite ad arraffare 30.000 euro da una scatola nella stanza da letto e 100 euro dal portafoglio dell'83enne. Grazie alla testimonianza del pensionato, i carabinieri hanno arrestato le 2 nomadi. Fiere, la Santa Alleanza di Milano. I vertici dell'ente fieristico Meneghino stanno pensando ad un'intesa con Verona, Bologna e Rimini per continuare a crescere. Tutti i particolari su industria e finanza.
24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.